Molti dei compositori più apprezzati hanno lasciato un segno nella storia non necessariamente legato al solo scrivere musica. Alexander Baradin, 1833-1877, era anche un medico e uno scienziato. Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges, 1745-1799, era sia un meraviglioso compositore che un maestro spadaccino. Carlo Gesualdo da Venosa, 1566-1613, il protagonista di questo episodio, fu un notevole compositore e un assassino. Proprio così, nel 1590, Gesualdo uccise sia la moglie che il suo amante. Secondo la leggenda, li accoltellò uccidendoli dopo averli scoperti insieme a letto. Poi tornò a scrivere alcuni dei madrigali più straordinari della sua epoca. Ecco la storia della straordinaria vita di Gesualdo. Carlo Gesualdo da Venosa è stato un compositore, liutista e nobile italiano. Proveniva dalla nobile famiglia Gesualdo, che aveva acquisito il Principato di Venosa nell'Italia meridionale nel 1560 grazie a una bolla papale. Nato a Venosa, Carlo manifesta una precoce passione per la musica, dedicandosi al liuto, al clavicembalo e alla chitarra. Dopo la morte del fratello maggiore Luigi, avvenuta nel 1584, Gesualdo divenne principe di Venosa. Dopo aver abbandonato ogni aspirazione ecclesiastica o politica, si concentrò sulla musica e sulla composizione. Le sue composizioni includono madrigali, mottetti e opere sacre. Le sue raccolte più famose, il quinto e il sesto libro dei suoi madrigali, pubblicati insieme nel 1611, mostrano il suo linguaggio armonico unico. Nel 1586 Gesualdo sposò Donna Maria d'Avalos, sua cugina di primo grado, dalla quale ebbe un figlio. Tuttavia, la vita di Carlo prese una piega oscura quando scoprì la relazione della moglie con un duca. Consumato dalla gelosia, nel 1590 Gesualdo uccise sia la moglie che il suo amante. Questo atto scioccante gli valse notorietà, ma a quanto pare nessuna conseguenza legale. La madre di Gesualdo era la nipote di Papa Pio IV. Questi potrebbe averlo aiutato a evitare eventuali conseguenze per aver commesso quel duplice omicidio. Dato che Gesualdo era un assassino e probabilmente un essere umano orribile, perché dovremmo ascoltare la sua musica? Perché le sue composizioni esibiscono un linguaggio cromatico che non sarebbe stato più ascoltato fino alla fine del XIX secolo. Molti ascoltatori trovano somiglianze fra la sua musica e sia le ultime composizioni di Beethoven che l'accentuato cromatismo di Wagner. Per altri avrebbe prefigurato l'uso non strutturale dell'armonia da parte di Schubert per raggiungere colore. E poi c'è il fatto che i madrigali di Gesualdo sono caratterizzati da un'intensità emotiva unica e cupa. Se ti restasse solo mezz'ora di vita e dovessi scegliere fra l'ascolto di musica scritta da Gesualdo o da Monteverdi, quale sceglieresti? Hai risposto Monteverdi? Fra i due compositori, questi è stato senza dubbio il più grande. Ma se avessi un'ora di vita, potresti dedicare 30 minuti anche a Gesualdo? Erano quasi contemporanei diretti. Claudio Monteverdi è nato per primo. Fu battezzato il 15 maggio 1567 a Cremona. Gesualdo nacque probabilmente il 30 marzo 1566. Quindi la nascita di Monteverdi precede Gesualdo di pochi mesi. Nella storia della musica, Monteverdi è stato più importante. Le sue monumentali composizioni, fra cui i sorprendenti vespri corali del 1610, sono fra le più grandi composizioni musicali mai scritte. Mentre la musica di Gesualdo sembra oscura e sinistra, quella di Monteverdi brilla della luce dell'umanesimo. E poi c'è il fatto che Monteverdi, insieme ai suoi contemporanei fiorentini Jacopo Peri, compositore, 1561-1633, e Ottavio Rinuccini, librettista,
1562-1621, inventò l'opera. Gesualdo non compose opere. Monteverdi fu un'importante figura di transizione fra il periodo rinascimentale e quello barocco, componendo sia opere profane che sacre, tra cui madrigali, opere corali e strumentali. Al contrario, Gesualdo eccelleva nelle forme più brevi, in particolare nei madrigali. La musica di Gesualdo si caratterizza per il suo cromatismo e per le pratiche armoniche estreme. Le sue composizioni sono caratterizzate da intense dissonanze ed esplorano oscure profondità emotive. Anche Monteverdi amava la dissonanza, che però impiegava con più parsimonia, spesso per aggiungere svolazzi coloristici al testo cantato. Un'altra differenza è che fra i due compositori, Monteverdi era il più grande maestro del contrappunto. La musica di Monteverdi fa da ponte fra il Rinascimento e il Barocco, mentre lo stile cromatico e la profondità emotiva distinguono Gesualdo come compositore che sfidò tutte le convenzioni. Entrambi i compositori hanno lasciato un'eredità duratura e i loro approcci distinti continuano ad affascinare il pubblico di oggi.